Allora, buon pomeriggio a tutti, prima di tutto. Grazie molte, magnifico Rettore, per questo invito. È un grande piacere essere qui, grazie al Delegato alla Ricerca, grazie al Professor Nazzi per questa introduzione fin troppo generosa. Allora, inizierò facendovi vedere un vecchio filmato, risale agli anni 60, quindi è molto sgranato, in cui si vede un eminente scienziato dell'epoca, il professor Delgado, che insegnava a Yale, però era di origine spagnola, che è diventato famoso in quegli anni, che divenne famoso con un esperimento che oggi sarebbe considerato del tutto non etico, quindi non riproducibile. Lui entrò in un'arena munito non di banderillas, spada, eccetera, ma semplicemente di un telecomando, dopo aver provveduto prima con un po' di chirurgia a inserire nel cervello del toro dei microelettrodi in maniera da stimolare certe regioni del cervello e poterne quindi controllare il comportamento. Adesso provo a farvi vedere, mi scuso, il commento è in francese, ma credo che insomma si capisca tutto ugualmente. Prenez par exemple un taureau espagnol. C'est méchant, un taureau espagnol, non? Eh bien, erreur. Cette année, les taureaux espagnols, eux aussi, promettent d'être bons. Que dis-je bon? Timides presque. Il aura suffi pour cela d'un petit émetteur à transistor, celui que tient cet homme, l'un des assistants espagnols du professeur Delgado de New York. Sur la tête du taureau, on a monté un récepteur dont les fines électrodes s'enfoncent sans douleur, paraît-il, dans le cerveau. Désormais, il suffira à l'assistant d'envoyer un signal d'onde de son émetteur pour que le taureau atteint dans ses centres nerveux devienne craintif comme un moineau. Essayons. Voilà notre taureau à son état normal, je veux dire comme étaient encore les taureaux en 64. Il voit la cape, il fonce, rien n'est changé. Vedete che Bon. il toro si comporta in maniera normale, anche piuttosto vivace e aggressivo. Maintenant, envoyons le signal. Taureau, 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 taureau. Pas de doute, c'est bien le triomphe de la technique. On nous avait déjà dit que le transistor changerait notre vie, mais à ce point, notez que pour l'instant, on n'a essayé encore que sur des taureaux. Mais la promesse est là. Maintenant, soyons sérieux. Voici une vraie carte de vœux sincère. Elle vient d'Égypte, où des hommes qui n'en sont pas encore à domestiquer les taureaux avec des transistors ont rapporté cette année sur la nature une victoire plus utile et plus grandiose. Domestiquer un fleuve. 1964, 4 jours de l'épopée humaine. Ancora oggi, quando si commenta questo risultato sulle riviste di divulgazione scientifica, si tende, come dire, a sminuire o a tranquillizzare la nostra coscienza per quello che potrebbe essere il futuro del controllo e della stimolazione del cervello. Questo è un pezzo, per esempio, che ho ricavato da The Wise Magazine, che è una rivista di divulgazione, dove si insiste a dire state tranquilli perché tanto l'effetto marionetta, cioè la possibilità di controllare sequenze comportamentali complesse, come per esempio un gatto che va a caccia di una preda, è qualcosa che attualmente è al di fuori delle nostre possibilità. Quello che Delgado faceva era, con una stimolazione elettrica diretta in certe regioni che evocano risposte di paura, indurre una risposta di terrore, di paura, per cui il toro declinava, diciamo così, ogni forma di attacco. Però la verità è che nella scienza non si deve mai dire mai. E infatti le cose sono cambiate in questi ultimi anni grazie all'introduzione di una varietà di tecniche, in modo speciale, forse ne avete sentito parlare, delle tecniche di optogenetica. Tecniche di optogenetica sono basate su una semplice ma brillantissima idea, e cioè quella di inserire con un vettore virale dentro il cervello degli animali, nelle cellule nervose, delle proteine, delle opsine in pratica, che hanno la capacità di azionare o di bloccare certi canali ionici, per esempio i canali del calcio, attraverso i quali i neuroni possono operare. E quindi voi potete stimolare con un
livello temporale che è quello dell'ordine dei millisecondi l'attività dei neuroni, oppure bloccare l'attività dei neuroni. E quello che si riesce a fare sono per esempio cose di questo tipo, cioè esattamente l'effetto marionetta di cui si diceva. Questo è un ratto a cui è stato impiantato un sistema optogenetico. L'optogenetica funziona per cui quando arriva una luce con una certa lunghezza d'onda, luce blu, vengono stimolati i neuroni in cui è stato inserito il vettore virale. Vedete che l'animale non mostra alcun interesse particolare per quell'oggetto fino a quando viene stimolato dalla luce blu e quindi le opsine che sono arrivate nel suo cervello vanno ad attivare i neuroni. E vedete che il comportamento di attacco è completo. Il ratto praticamente attacca quell'oggetto che ha una sembianza zoomorfica molto superficiale, come se fosse una vera preda. Lo fa in realtà anche con oggetti che non si muovono, di cui si disinteressa del tutto in condizioni normali, per esempio un pezzettino di legno, come quello che vedete lì. Tra un attimo vedrete che viene inviata la luce blu e l'animale, vedete, attacca il bastoncino di legno. Si può fare di più, si può per esempio indurre delle percezioni totalmente allucinatorie nel comportamento dell'animale, per esempio convincerlo tramite stimolazione optogenetica che sta mangiando qualche cosa. Questo è fictive feeding. Vedete che il topo, è un topo in questo caso, si comporta come se avesse tra le fauci qualche cosa da mangiare che sta mordicchiando tutte le volte che la stimolazione optogenetica raggiunge il suo cervello. Questo è solo uno degli esempi della varietà di incredibili giocattoli che sono stati messi a punto grazie soprattutto al lavoro di biotecnologi e biologi molecolari in questi ultimi anni e resi disponibili alle neuroscienze, non soltanto per esempio nel versante della stimolazione del cervello, ma anche sul versante della registrazione dell'attività cerebrale. Adesso vi faccio vedere qualche cosa, anche qui senza troppa specializzazione, giusto per darvi un'idea di quello che facciamo nel mio laboratorio, per esempio utilizzando come animali modello i pesci zebra, che probabilmente molti di voi conoscono, sono uno degli animali di elezione oggi in biologia e hanno il vantaggio che nella fase in cui sono larve sono completamente trasparenti e utilizzando tecniche come per esempio questa è la light sheet microscopy è possibile visualizzare in vivo l'attività di tutti i neuroni simultaneamente nel cervello degli animali. Noi ci stiamo occupando in particolare della cognizione del numero, cioè della capacità negli animali di rappresentarsi in una maniera non simbolica e non verbale le numerosità. Vedete lì che un proiettore laser fa vedere a queste larve di zebrafish dei dischetti che possono avere differente numerosità, 1, 2, 3, 4, e simultaneamente misuriamo l'attività del cervello dell'animale quando vede differenti tipi di numeri. Vi faccio vedere un esempio specifico qui che mostra l'attività massiva nel cervello di uno zebrafish quando vede un dischetto oppure quando ne vede due. Ovviamente l'area, la densità, il perimetro sono calibrati nelle varie prove in maniera tale che la risposta sia alla numerosità pura in quanto tale e non alle variabili continue, area, densità, perimetro, eccetera, che covariano con il numero. E procedendo in questo modo voi potete andare a misurare l'attività anche di singoli neuroni, per esempio in un nucleo della benula che è una struttura del diencefalo noi abbiamo individuato neuroni che rispondono in maniera selettiva ad una particolare numerosità, li vedete in basso, il neurone 1 per esempio risponde di più al numero 5 che al numero 2 e il neurone 2 risponde di più alla, come dire, alla duità rispetto alla cinquità. Lo stesso lo potete fare con altri tipi di vertebrati, studiandoli per esempio in una fase molto precoce dello sviluppo, utilizzando tecniche come quella della registrazione da singoli neuroni. Questa è ancora una registrazione recente dal mio laboratorio, questo è un pulcino di pochi giorni di vita, ha un impianto sul capo che consente di registrare da singoli neuroni in certe aree che sono equivalenti della
corteccia frontale dei mammiferi, si chiama tecnicamente nido palio-caudolaterale. Adesso vi faccio sentire anche il rumore del pensiero, cioè sentirete, per quelli di voi che hanno familiarità, gli spikes, cioè i potenziali d'azione, le scariche del neurone e anche l'attività. Questo è il rumore che potete sentire da un altoparlante, un po' oltre che amplificato viene anche reso a velocità maggiore. Potete vedere, questo è un neurone che risponde al 5, alla cinquità, cioè quando ci sono 5 dischetti molto variabili in apparenza, potete osservare che c'è un burst di attività nel neurone che invece non c'è quando viene presentato il numero 1 o altri tipi di numeri. E se voi fate queste registrazioni con varie numerosità, alla fine voi ottenete delle curve tipo questa, in cui in ascissa vedete la numerosità in ordinata alla risposta del neurone. Potete vedere che il neurone che risponde al numero 3 ha un picco per il numero 3, per l'appunto, la curva in verde, e poi via via digrada per 2, per 1 e nell'altra direzione per 4 e per 5. Cioè questo è il sistema che viene a volte chiamato del senso del numero, in cui si realizza una rappresentazione non precisa ma approssimata della numerosità, che sembra essere il fondamento biologico della nostra capacità, che ovviamente è specificamente umana, di apprendere l'aritmetica precisa, quella formale che imparate a scuola. Queste curve hanno anche certe proprietà che avrete notato, chi di voi ha familiarità con la matematica, cioè le curve sono skewed, come si dice, verso le numerosità più grandi, e anche diventano più grandi, e cioè come filtro agiscono con un incremento della varianza, della variabilità all'aumentare della numerosità, il che vuol dire che noi, come i pulcini, come i topi, come i pesci zebra, siamo molto bravi a fare i calcoli e i conti quando i numeri sono piccoli e via via l'errore aumenta quando i numeri sono grandi, il che è anche intuitivo. Guardate che abbiamo imparato in questi anni, abbiamo tutta una serie di strumentazioni nuove che riguardano non solo l'aspetto di indagine di quel che succede dentro la scatola nera, ma anche, ed è altrettanto importante, per indagare il comportamento, cioè quello che gli animali fanno. Quando io ero uno studente alla vostra età, il lavoro degli etologi e degli psicologi sperimentali veniva fatto faticosamente, utilizzando o un taccuino sul campo oppure in laboratorio, registrando con una videocamera e poi andando a guardare fotogramma per fotogramma e registrare i comportamenti in questo modo. Oggi abbiamo a disposizione tecniche molto sofisticate di machine learning, questo è DeepCut Lab, per esempio, l'avrete visto usare, con il quale è possibile misurare, ed è una cosa che un tempo facevamo appunto con difficoltà, l'uso del campo visivo frontale e laterale di animali come per esempio gli uccelli, questi sono piccoli pulcini che stanno guardando un oggetto di imprinting, in maniera del tutto automatizzata. Cioè vengono mostrati una serie di video iniziali, la rete impara, diciamo così, a leggerle e interpretarle, e poi voi semplicemente fate andare il sistema di machine learning e potete stabilire in un test per quanto tempo il pulcino ha guardato con l'emicampo dell'occhio sinistro o dell'occhio destro o con la parte frontale del sistema visivo il particolare stimolo, che in questo caso è una mamma, per così dire, un oggetto di imprinting. Ora direte, beh, fantastico, questa è una bella dimostrazione del fatto che le neuroscienze stanno progredendo, capiamo sempre di più di come funziona il cervello e tutti siamo soddisfatti. Beh, le cose non stanno proprio così. Io ho l'impressione che abbiamo appena iniziato a scalfire qualche cosa in una maniera assai primitiva. Per quel che riguarda i principi primi, il funzionamento del cervello. Potrei farvi molti esempi che riguardano in modo particolare i temi che ci interessano di più, tipo per esempio che cosa sia la coscienza, sulla quale, ad essere molto onesti, dobbiamo dire che non abbiamo capito praticamente nulla, ma anche in quegli ambiti in cui la maggior parte delle persone dei non addetti ai lavori è convinta che i neuroscienziati sappiano e abbiano capito che cosa sia una certa funzione, ahimè, vi devo dire, rivelare oggi, tanto siete alla fine del vostro percorso e quindi non ne sarete sconvolti, che per esempio non abbiamo capito ancora nulla di come funzioni la memoria. Se voi chiedete a un ricercatore in neuroscienze onesto che cosa diavolo sia un ricordo dentro il cervello, la risposta è non lo sappiamo.
Voi direte, ma come? Magari alcuni di voi hanno letto qualche libro di neuroscienze e sanno che c'è un punto di vista standard, canonico. È la storia che io racconto ai miei studenti ed è la storia che probabilmente alcuni dei colleghi qua raccontano ai loro studenti, devo dire con imbarazzo crescente per quel che mi riguarda, perché mi sono convinto che questa storia non è vera. Qual è la storia? La storia è rappresentata qui ed è la teoria standard su come funzioni la memoria ed è legata al nome di uno psicologo canadese che si chiamava Donald Hebb, che nel 1949 se ne uscì con questa fantastica idea di dire neuroni che scaricano assieme, come dire, si uniscono wire together. Ed è la teoria dominante su come funzioni la memoria, cioè l'idea che un ricordo, una memoria, sia essenzialmente una variazione di conducibilità a livello delle sinapsi. Lo vedete schematizzato lì. I neuroni scaricano, sono connessi tra di loro in punti di giunzione, di iato in realtà, che si chiamano sinapsi, e l'idea è che se due neuroni, come quelli che vedete sulla destra, si trovano a scaricare ripetutamente, congiuntamente, assieme per molte volte, accade qualche cosa, inizialmente chimico e poi successivamente legato a una variazione nella sintesi delle proteine con la costruzione di modificazioni strutturali a livello delle sinapsi, e quella roba lì sarebbe la memoria. Beh, non è vero. Quasi sicuramente questa storia non è vera. Perché non è vera? Abbiamo varie prove, ma la cosa interessante è che sono tutte cose che sapevamo da un sacco di tempo. Per esempio, questo interesserà a chi, come il professor Nazzi, si occupa direttamente o indirettamente di entomologia, di animali che sono soggetti ad una variazione importante con la metamorfosi della struttura del loro corpo. Qualche anno fa, anzi parecchi anni fa, era il 1970, un gruppo di biofisici italiani, guidati dal professor Borsellino, che lavorava a Genova, con Ruggero Pierantoni e Beatrice Cavazza, pubblicarono su Nature nel 70, quindi 53 anni fa, un lavoro straordinario nella sua semplicità. E cioè loro hanno preso delle larve di Tenebrio molitor, che è poi la larvetta, la tarma della farina, che viene usata anche dai pescatori come esca, e li hanno addestrati in un semplice compito, in un labirinto a T. Le larve dovevano imparare che partendo da A dovevano girare a destra o a sinistra per raggiungere un certo obiettivo, un rinforzo, una ricompensa. Poi hanno aspettato che questi animaletti diventassero adulti e si trasformano in uno scarafaggio, anzi tecnicamente uno scarabeo, molto diverso ovviamente dalla larva iniziale, ma soprattutto con un processo di variazione legato alla metamorfosi che implica praticamente che quasi nulla della struttura originaria del sistema nervoso viene mantenuta, forse solo una piccola porzione di mushroom bodies, dei corpi fungiformi. A dispetto di questo, quello che loro hanno trovato, come nella storia di Lao Tse, a proposito di che cosa ricordi un bruco di quando era una farfalla, loro mantenevano il ricordo di quello che avevano imparato nel labirinto. E questa è una cosa straordinaria, fantastica, che recentemente è stata replicata in alcune larve di lepidotteri. Secondo esempio che vi voglio raccontare, anche questo è interessante dal punto di vista storico, ed è molto bizzarro, e riguarda questi animali qua. Forse qualcuno di voi li conosce, sono platelminti, sono dei vermi piatti, e in questo caso la planaria. Sono molto interessanti dal punto di vista biologico perché sono i loro antenati in realtà i primi animali in cui compare una simmetria bilaterale del corpo e una trasmissione chimica sinaptica dell'impulso nervoso. E hanno anche un'altra caratteristica che i biologi tra voi conoscono, e cioè se li tagliate a metà sono capaci di rigenerarsi, quindi la parte della coda rifà la parte della testa, la parte che è senza la coda e ha la testa è in grado di rigenerare e fare la parte della coda. Lo fa circa in un paio di settimane, 14 giorni. Anche qui, tra gli anni 60 e gli anni 70, questo signore, che era professore all'Università del Michigan, James McConnell,
realizzò degli esperimenti piuttosto straordinari e molto discussi, che ebbero anche un grande risalto. Non era ancora l'epoca attuale della sexy science, ma comunque i media diedero grande risalto alle sue scoperte. E cioè, McConnell in primo luogo dimostrò che le planarie sono capaci di imparare, sono capaci di condizionamento classico pavloviano. La procedura era abbastanza semplice, presentava uno stimolo luminoso, cui faceva seguito una leggera scossa elettrica. L'animale reagisce alla scossa elettrica con una piccola contrazione longitudinale del corpo, che è una reazione difensiva, e dopo un certo numero di accoppiamenti, quello che lui ha trovato era che la luce da sola, senza la scossa elettrica, produceva la risposta difensiva. Questo si chiama condizionamento classico pavloviano. A questo punto McConnell, tra l'altro ve ne faccio vedere questa è una foto del mio laboratorio, perché abbiamo un po' di planarie, stiamo facendo del lavoro in questo periodo proprio su queste creature, e quello che McConnell ha fatto è stato, dopo l'addestramento, di tagliarle a metà e vedere se ricordavano l'apprendimento, sia che dovessero rigenerare dalla parte della testa o della coda, e ha trovato che la testa non serve a niente in buona sostanza, perché la memoria veniva mantenuta anche nelle planarie che rigeneravano dalla parte della coda. Adesso non so se avete familiarità con lo sistema nervoso delle planarie, praticamente sono due fili che corrono nella direzione, diciamo così, bilaterale, e arrivano alla fine, assomiglia un po' alla struttura che trovate anche negli insetti, ad una specie di ganglio encefalico dove si vedono anche quei due ocelli lì, quegli occhietti. Questo era già sorprendente di per sé, ma McConnell poi ha fatto una cosa ancora più straordinaria. Siccome le planarie sono cannibali, ha preso delle planarie, le ha addestrate, poi ha fatto una specie di spremuta di planaria e l'ha data da mangiare ad altre planarie non addestrate, e ha riferito che c'era trasferimento della memoria. Tecnicamente c'era risparmio nel riapprendimento, cioè queste planarie imparavano, dopo il pasto cannibalistico, imparavano più velocemente di quelle del gruppo di controllo il compito di addestramento. Ora potete immaginare, la notizia, come dire, produsse il panico tra gli insegnanti, no? Quindi uno dice, adesso per superare analisi matematica 1 oppure che so, zoologia col professor Nazzi, potete decidere di fare uno spiedino del professor Nazzi e in questa maniera risparmiare tempo e fatica. Ora, forse avete sentito parlare di queste ricerche e direte, ma sono state abbandonate perché si è visto che non si replicavano, eccetera. No, non è vero, non è così. Se voi andate a vedere la storia di questa faccenda qua, è una storia incredibile e che dà la misura di quanto le nostre discipline siano ancora primitive. I risultati degli esperimenti furono replicati in alcuni laboratori, in altri no. Ci fu una discussione, polemica, come accade tra gli scienziati in questo caso, e poi alla fine che cosa accadde? Non è che si chiarì lo stato dell'arte, semplicemente i ricercatori passarono ad occuparsi d'altro, e cioè la teoria di Hebb e l'idea che la memoria fosse legata alla variazione nelle sinapsi divenne dominante, i ricercatori passarono tutti a occuparsi di questa cosa qua, e della storia delle planarie ci dimenticammo, fino a pochi mesi fa, quando un collega di Tufts ha ripreso in mano la faccenda, ha provato a replicare i risultati e ci è riuscito. E ci sono molti altri esempi che vi potrei fare. Un altro, per esempio, riguarda l'ibernazione, no? E riguarda animali, se volete, più vicini a noi e con cui abbiamo più familiarità. Durante l'ibernazione di animali come orsi, scoiattoli, eccetera, accade che le spine dendritiche vengono letteralmente distrutte. E però questi animali, quando si svegliano in primavera, non è che siano amnesici, ricordano tutto. Come diavolo fanno a ricordare tutto se davvero la memoria risiedesse nelle variazioni strutturali a livello delle sinapsi? L'ultima storia che vi voglio raccontare è una bellissima storia che riguarda, come dire, la scienza e anche il ruolo delle donne nella scienza. Sono sicuro che non la conoscete, è quasi sconosciuta. Questa signora si chiama Beatrice Gelber. Negli anni 50
Dopo la laurea, siccome aveva famiglia e bambini, lasciò la ricerca, lasciò gli studi, diciamo così, e si occupò della famiglia. Tornò all'università, già in età, diciamo così, relativamente avanzata, per fare un dottorato di ricerca. E siccome un po' perché era adulta e un po' perché era una donna libera, decise di provare a fare degli esperimenti molto bizzarri, e cioè vedere se era possibile ottenere condizionamento classico in un organismo unicellulare, e cioè il famoso paramecio. Sono sicuro che alcuni di voi i parameci se le ricordano, perché quando da ragazzini ci regalano per la prima volta un piccolo microscopio ottico, nelle istruzioni c'è anche: andate in uno stagno, prendete un po' d'acqua, mettetelo sotto il microscopio e di sicuro vedete il paramecio. Voi provate a farlo, sti maledetti parameci non si vedono mai, perlomeno negli stagni in cui voi andate a raccogliere l'acqua. Comunque, lei fece un esperimento di questo tipo. Inserì ripetutamente in una capsula di Petri un ago pieno dei batteri di cui si nutrono i parameci, e poi dopo molte prove provò a fare controllo, ci sono molti controlli in realtà che condusse, inserendo l'ago senza i batteri in una nuova capsula di Petri, e vide che i batteri tendevano a mostrare una risposta di avvicinamento. Quindi qualche aspetto della stimolazione legata all'introduzione dell'ago era servito da SC, come diciamo noi tecnicamente, cioè da stimolo condizionato, per indurre la risposta di avvicinamento. Ora capite che un risultato di questo genere è straordinario, perché qui non abbiamo neuroni, non abbiamo sinapsi, abbiamo un organismo che è fatto di una sola singola cellula, e se voi ottenete condizionamento classico pavloviano in una sola singola cellula, vuol dire che la teoria che la memoria associativa è legata alle variazioni di conduttanza alle sinapsi è semplicemente sbagliata. Vi voglio fare vedere un esempio, giusto perché abbiate un'idea di che cosa si parla, di che cos'è il condizionamento classico. Ancora, questo è un filmato del mio laboratorio. Noi condizioniamo per esempio la risposta di estroflessione della ligula, che è questa specie di proboscide con cui le api suggono una soluzione zuccherina, e l'esperimento che vedrete adesso consiste in questo. C'è una fase iniziale in cui lo stimolo incondizionato è una goccia di acqua zuccherata che tocca prima le antenne, viene mostrata all'ape, e un po' prima, 500 millisecondi prima, l'ape sente un odore, un puff che arriva da questo tubicino qua. Quindi l'associazione è odore, stimolo incondizionato, estroflessione della ligula. Quindi quello che accade è una cosa di questo tipo. Arriva l'odore, gocciolina, e l'ape, vedete, tira fuori la proboscide e succe. Se voi ripetete questo giochino qua, non tante volte, basta 4 volte soltanto, e poi ripetete l'esperimento facendo solamente questa volta sentire l'odore, e vedete che l'ape estroflette la ligula. Questo è il condizionamento classico, simile a quello con cui avete familiarità con il famoso cane di Pavlov. Ecco, recentemente si è visto, qua vi risparmio i dettagli tecnici, ma in un furetto decorticato, cioè in cui è stato studiato solamente la risposta a livello del cervelletto, si è visto che questo è un pezzettino della circuiteria del cervelletto in cui voi potete ottenere lo stimolo condizionato nelle fibre parallele che corrono con una connessione monosinaptica con le cellule del Purkinje, e lo stimolo incondizionato viene prodotto attraverso le cosiddette climbing fiber che vedete in basso, e poi misurate direttamente la risposta a livello delle cellule di Purkinje, vedete che c'è apprendimento a livello della singola cellula. Cioè, in altre parole, quello che sembra accadere è che il codice della memoria non è nella connessione tra le cellule, ma è direttamente dentro la cellula. E quale sia questo codice noi non lo conosciamo, non lo sappiamo. È probabile che in qualche maniera sia legato agli acidi nucleici, come era stato ipotizzato molto tempo prima, e sono stati derisi per questo ricercatori come McConnell e altri, come Ungar per esempio. Insomma, ragazzi, c'è molto lavoro da fare. Grazie per la vostra attenzione.